e quindi direi vai avanti che pian piano, anzi piuttosto mi direi anche di svegliarmi un po' fuori, perché purtroppo a volte mi appisolo un po', mi lascio prendere dallo sconforto e poi torno indietro e dico cavoli, potevo fare qualcosa di utile, quindi magari di svegliarmi un po' più fuori prima, però di andare avanti, perché è vero, ci vuole tanto impegno ed è sempre tutto un chissà cosa succede, perché fa parte alla fine dell'avere la partita IVA e tutto quello che circonda, però puoi gestirti, fare le tue cose, secondo me ne vale la pena, se hai il carattere e la propensione per questa cosa. In Vice ci siamo dati una missione: intervistare il maggior numero di professionisti del mondo video per scoprire la retroscena del loro successo. Il nostro obiettivo è di arrivare ad almeno 50 professionisti Che si siederanno qui al nostro fianco. Non vediamo l'ora di incontrarti dietro questo microfono. Questo è Behind the Video. In questa nuova puntata di Behind the Video abbiamo come ospite Francesca Papi. Francesca, grazie di essere qua con noi. Grazie di esserti fatta 2 ore di strada per arrivare qui. Grazie a voi. E è sempre bello avere persone dietro a questo microfono, dietro ai nostri microfoni, con cui abbiamo non solo collaborato, ma in cui abbiamo avuto modo veramente di lavorare assieme su alcuni progetti e in cui noi, passami questo termine, vediamo qualcosa. Vediamo qualcosa in che senso? A me è piaciuto molto quando Alessandro mi ha presentato a te. Di solito è sempre Ale il canalizzatore di questi talenti, che è molto bello vederla questa cosa, perché nel momento in cui abbiamo cominciato a chiacchierare, io mi ricordo che abbiamo cominciato a chiacchierare di una cosa che io adoro e con cui non parlo mai con nessuno, perché è un lavoro un po' di nicchia, se vogliamo dirla così. Il lavoro è quello del motion designer. Quindi finalmente parlavamo di After Effects, di cinema, ed era bello confrontarsi su alcune cose che è un po', ripeto, una piccola parte di un lavoro, quello del video, molto più grande. O no? Sì, è molto complicato trovare qualcuno con cui parlare di queste cose e che capisce che cosa stai facendo, e normalmente è che lavoro fai? Già se qualcuno si intende di arte comincio, guarda, grafica animata, allora ok, fin qui tutto bene, poi comincio, in teoria sarei un motion designer, silenzio. Torniamo sulla grafica animata, resta su quello che e poi basta. Motion designer significa che fai, in realtà sarebbe motion graphic designer, sarebbe grafica animata in inglese. Sì. Solo che è più bello dirlo in inglese, fa più figo. Tutto è più bello in inglese. Esatto. Francesca, tu sei molto poliedrica ed è questo che a me oltretutto piace un sacco, non solo di parlare delle stesse cose, ma anche del fatto che tu approcci l'arte in diversi canali. Abbiamo le illustrazioni, quindi sei un'illustratrice, abbiamo tutta la parte di, appunto, grafica animata, motion design, e abbiamo la parte di musica come bassista in un gruppo. Come sei arrivata ad essere la Francesca di oggi? Allora, è un percorso, diciamo, che dividerei in 3 momenti fondamentali. Uno è la classica storiella carina che tutti raccontano. Quando ero piccola, Sì. come tutti, guardavo i cartoni animati e mi ricordo perfettamente che Disney Channel faceva questi piccoli stacchi di 5 minuti in cui spiegava a chi guardava, i bambini, tutti quanti, come disegnare con gli animatori i personaggi dei cartoni animati, quindi sia come disegnarli proprio per farli uguali, quindi con le forme, come partire, sia alcune volte come venivano animati. E io ho questo ricordo proprio vivido di una me da piccola che dice: quando sono grande io voglio fare i cartoni animati. Però ho sempre disegnato fin da piccola, passavo metà del mio tempo a disegnare, però sai, è quella cosa che alla fine i bambini dicono. Poi in Italia non c'è una vera e propria scuola, università che ti insegni soprattutto sul frame by frame, che è una cosa ancora più di nicchia, quindi figuriamoci. Quindi poi crescendo ho continuato a disegnare, ma è un po' morta lì. Alle superiori poi ho studiato lingue, sono andata avanti a fare altro. Quando è arrivato il momento dell'università è riscattato, però è partito dal disegno più che altro, quindi di nuovo era come torno per lavorare col mio disegno e tutto quanto, facciamo il grafico, va bene. Quindi mi iscrivo in università tutta contenta, arrivo e dopo un anno di università di grafica mi accorgo che in realtà mi fa schifo, o meglio, il grosso dell'essere grafico, che implica, la grafica è vastissima, è divisa in tantissimi campi, però proprio il grafico puro, quindi impaginazione, il disegno del logo, fare brand design, brand identity, terribile. C'era una cosa che mi annoiava a morte, ero anche bravina, però proprio non mi piaceva. Quindi niente, lì panico
Una grossa svolta è stata quando ho incontrato uno dei miei più grandi amici, Giovanni, che poi in realtà abbiamo scoperto che da bambini giocavamo insieme, è un mio vicino di casa e Questa è stata una tutto. riscoperta. Sì, esatto, però noi non ce lo ricordavamo neanche e siamo diventati molto amici e lui tuttora è un motion designer 3D molto molto bravo e faceva dei corsi insieme a me e quindi mi ha introdotto al mondo di cinema 4D. Lui già animava perché avevo un paio di corsi di cinema, però erano tutti le basi ovviamente per iniziare a modellare, giustamente, non è che ti mettono il programma e magia sei capace. Però lui ha iniziato a farmi vedere queste cose che animava, quindi lì, wow, un mondo del video, dell'animazione, poi in 3D, dico, vabbè, potere illimitato, bellissimo. Quindi inizio un po' a sperimentare, al terzo anno poi mi iscrivo al corso di After Effects di quelli di nuove tecnologie, perché noi in grafica non ce l'avevamo. Parentesi, corso terribile perché il professore era uno scultore che ha deciso in 2 anni di cambiare lavoro e si è messo a fare il videomaker, ma mi dispiace, non era capace e quindi non abbiamo imparato granché. Però poi ho continuato a lavorare anche con cinema, tant'è che l'ultimo anno la mia tesi è stata una tesi particolare che non c'entrava assolutamente niente col nostro corso, tant'è che il mio relatore era il nostro professore di Illustrator. Mi hanno messo come controrelatrice una fumettista perché non sapevano chi mettere, nel mentre il nostro responsabile di grafica si era licenziato e quindi avevo un altro professore totalmente a caso che non sapeva cosa chiedermi e ho fatto un video in cinema, tutto animato, che doveva essere uno spot pubblicitario per un evento musicale e quindi per parlare dell'importanza dei video nella pubblicità, ovviamente, rispetto alle grafiche fisse. Ed è partito tutto da lì. Finito questo, uscita dall'università, volevo provare a continuare con cinema, ma c'era qualcosa che non si incastrava bene, facevo un po' fatica su alcune cose, sentivo che non era il mio. Poi io sono una persona che è zero paziente, quindi se una cosa Vero, è vera questa cosa. se- Lo riconosco. Se non mi viene subito mi arrabbio e quindi ci sono poche cose che dico questo vale la pena di restare qui e mettersi giù. Tra cui mi è nata così anche, ovviamente, si è incastrata con la passione della musica, perché non puoi imparare uno strumento schioccando le dita. E quindi è stata una di quelle cose anche la musica che ho sempre poi integrato quando ho iniziato a studiare pianoforte, dovevo mettermi lì a studiare e nonostante fosse difficile, il mio cervello diceva adesso ti metti qua e fai le cose. Quindi distingo tanto quando capisco che una cosa mi piace o meno in questo modo, perché proprio la mia pazienza delimita tutto. Sì, la pazienza ti fa capire se è una cosa su cui vuoi averla Sì, o non vuoi averla. esatto, semplicemente questo. Poi tramite After il terzo anno ho detto aspetta, posso indagare meglio questo lato dell'animazione, quindi sono tornata alla parte 2D di quel genere e poi mi sono immersa nella mia cosa preferita, che è l'animazione frame by frame, animazione tradizionale, cartoni animati. Sono ritornata a riscoprire questa cosa, quindi è stato un po' lo step finale, perché comunque Joe mi fa se tu non ti senti adatta a fare 3D, guarda che ci sono tante altre cose che puoi fare e comunque l'animazione tradizionale esiste. Nel mio cervello era una cosa tipo l'unicorno che vedi fatta dalla Disney all'estero in America. A livelli altissimi e basta. Sì, Sì. che non pensavo esistesse anche un modo per lavorarci anche a livello un po' più basso comunque, o anche per cose semplici, normali. E quindi poi mi sono iscritta a 2 master diversi, uno solo su After, l'altro per fare appunto animazione frame e poi da lì è partito tutto e sono arrivata più o meno dove sono oggi tra una cosa e l'altra. Diciamo che la comodità che c'è stata, frame by frame è una tecnica molto complicata. Sì. Spiegata in 2 secondi è invece di fare un'animazione dinamica con il programma che la fa, si disegna ogni singola immagine. Sì, Come i flipbook che facevi una esatto, è lo volta. stesso concetto, semplicemente il programma ti consente di cancellare se sbagli più velocemente Esatto. della gomma e di non rovinare il foglio, ma funziona esattamente allo stesso modo, quindi ho questi fogli digitali, disegno il primo disegno, mi fa vedere sotto cosa c'è e io faccio quello dopo, quindi un secondo di video va dai 12 ai 24 frame, quindi sono dai 12 ai 24 disegni. Uno intersecato all'altro. Sì, esatto. Quindi devi calcolare tutto, devi calcolare i movimenti, i tempi, e poi non è tutto insieme, cioè, che ne so, devi animare un umano, c'è il livello della testa che si muove in un certo modo, il livello del corpo che si muove in un certo modo, braccio 1, braccio 2, quindi tutto insieme poi è molto lungo da fare, quindi era la cosa peggiore che potevo scegliere a livello di pazienza, ma quando mi metto giù a disegnare
basta, io sono contenta e mi va bene così, quindi non ho bisogno di fare altro e anche se ovviamente è un processo molto lungo, io poi quando finisco sono molto contenta di quello che c'è. Quando è giusto sono contenta di quello che vedo. Poi mi son capitate delle situazioni in cui avevo passato tutto il giorno a disegnare un pezzo, avevo 150 disegni, 150 frame, sono arrivata alla fine, mi sono accorta avevo calcolato male un pezzo di movimento, andava super male. Ho provato a sistemarlo, ma devi buttar via e ricominciare da capo, perché non c'è il programmino che: "Ah, aspetta, correggo i keyframe, va tutto Anche bene." perché devi correggere tante immagini in questo caso. Infatti è un lavoro molto complicato, che unisce non solo la capacità di disegnare in diverse pose personaggi, oggetti, quindi comunque bisogna avere una visione molto chiara del mondo, ma è anche molto scientifico, perché un certo movimento chiaramente ha le sue regole in frame by frame, cioè è esagerato, ci sono principi di Sì, movimento, sì, sì, sì. eccetera, che sono tutte proprio dei modi di disegnare che sono ormai riconosciuti, sono molto usati, ma non per questo son semplici, perché mentalmente è facile, ma quando devi cominciare a fare il movimento di una persona, di un animale, di un oggetto, le cose si complicano. Sì, ma poi c'è uno studio anche tutto a parte, anche solo per gli elementi, per come si muove l'acqua, per come si muove il fuoco. Poi inizi: "Ah, vabbè, devo animare questa cosa, è semplice." In realtà poi si rivela complicatissimo e tantissimi anche ad alti livelli, quando fanno i cartoni animati, si mettono lì con le reference vere e proprie. Classica scena di tantissimi animatori frame che si fanno i video mentre fanno dei movimenti strani, ballano per tantissime volte. Anch'io che devo far le mani, che son complicatissime, mi mettevo allo specchio controllando i movimenti, utilizzavo delle bambole o dei peluche Mh-mh. per vedere, cosa succedeva, come si storpiava la faccia, nel caso gli facessi fare determinate cose e quello ti aiuta tantissimo, perché se no sei veramente nel vuoto e ti devi immaginare, okay, anche fisica poi, come se un oggetto cade, come reagisce, cosa succede e quindi cose che noi diamo per scontate che però poi quando ti metti lì e dici: "Sì però" Come funziona? sì. Quindi serve anche una capacità di osservazione e di pazienza molto Sì. alta. Quindi veramente quando dici che non hai pazienza in realtà non è così, ma è veramente hai scelto un lavoro che forse ti richiede tutta la pazienza di questo mondo evidentemente. È interessante perché è una mansione veramente complicata. E la domanda che ti faccio è questa: secondo te si può diventare, animatori frame by frame, non so se abbia un altro nome questa cosa, senza saper disegnare? È possibile questa cosa qua? Secondo me no, Mh. onestamente, perché ho visto tanti che facevano il contrario, o meglio, persone che erano dei semplici, con tutto rispetto, passami il termine, illustratori, quindi che facevano solo disegni, che poi si sono approcciati al mondo dell'animazione, ma sapendo disegnare talmente bene qualsiasi cosa che si muoveva nello spazio era solo capire la dinamica dei movimenti e i principi dell'animazione. Però se tu non sai disegnare, infatti ad esempio ho seguito un corso a parte per i cavoli miei sull'anatomia umana, che devo ancora finire e tutto quanto, perché ero proprio in difficoltà, cioè gli esseri umani a disegnare son complicatissimi anche a livello di cartoni animati, mantenere le proporzioni e tutto quanto, quindi cioè, devi andare avanti comunque a ampliare il tutto e imparare, stare attento. Secondo me fare animazione frame senza puoi sapere il concetto, puoi provare a farlo con una palla, va bene, però poi se devi fare un lavoro vero e proprio ma anche una palla che deve girarsi su se stessa, schiacciarsi e tutto, poi lì servono dei principi anche. Sì, è un tondo, però ci sono un po' di cose che devi capire che secondo me se uno non sa disegnare, non è in grado, non riesci. Oppure appunto usi delle referenze, ma in quel caso è ricalcare, mi viene da dire, più che Sì, sì, creare. sì, beh, comunque è una cosa che viene spesso usata anche come reference. Io ho dovuto animare delle ballerine frame, il movimento del tutù che svolazza, posso guardarlo finché voglio, però ho preso proprio delle reference di ballerine che facevano un determinato movimento e poi le ho un po' ricalcate e sistemate perché era, cioè, difficilissimo, quindi ci avrei messo una vita. È un po' un mix di tante cose, ecco. Si mettono insieme vari elementi, un po' le reference, un po' magari qualche pezzo guardi qui, ricalchi e poi alla fine finisci tutto quello che hai così. È molto interessante questa cosa qua, perché è veramente particolare. Non è comune.
Sì, purtroppo non mi è ancora capitato di fare un bel progetto frame perché oggettivamente è anche solo una questione economica, cioè volendoci tanto tempo costa, quindi una persona tante volte arrivano da me dicendo è bellissimo, facciamolo frame, poi gli spiego cosa c'è dietro e quanto costa, perché comunque anche a andargli incontro il più possibile io ci perdo tanto tempo e allora mi dicono no, non ce la faccio. Mi è capitato più con dei video musicali per delle band, che in quei casi li uso anche come progetti personali, perché spesso le band hanno pochi soldi, perché ne girano pochi nel mondo della musica, quindi dicono guarda, vorrei fare il video animato, quindi gli dico va bene, io te lo faccio a questa cifra, però mi lasci abbastanza libertà. Cioè ci mettiamo d'accordo, però poi io lo posso usare anche come portfolio, quindi Certo, diventa un certo. mix tra ok, vengo pagata, però è un progetto anche personale, quindi poi lo posso mostrare per attirare altro lavoro. Se ho del tempo, ogni tanto un progetto del genere ci sta e sono anche soddisfacenti, comunque sono belli da fare. L'unico che mi ha fatto fare proprio un progetto frame è stato di recente appunto questo delle ballerine, che è un calzificio vicino dove vivo, che ha fatto queste calze appunto speciali per chi balla e io ho animato delle ballerine. È stato molto complicato, però bello, sono uscite abbastanza bene, quindi sono soddisfatta. Però altri progetti totalmente frame, la maggior parte sono miei, che ho fatto per me stessa, per portfolio e, e vediamo. Ci sono stati un paio di studi che mi hanno contattato dicendo mi piacciono un sacco queste cose, se ti va di collaborare con noi le proponiamo e se qualcuno accetta ti chiamiamo. Speriamo che qualcuno accetti e che qualcuno abbia il budget per farli, perché ovviamente mi piacerebbe molto fare un progetto tutto così, impegnativissimo, però sarebbe molto figo. Impegnativo anche pensarlo come persona singola, perché molto spesso chi c'è dietro a grossi studi è veramente una pletora di persone. Sì, perché di solito c'è la persona che fa la parte schizzata della brutta, sì, perché poi va a livelli. Prima devi fare tutta l'animazione della brutta, il rough, poi fanno la bella dei contorni, poi devi fare il colore, le luci e le ombre. Quindi veramente ci sono negli studi grossi ci sono i dipartimenti che fanno solo i rough, i dipartimenti che fanno solo i clean up si chiamano, quindi colore, effetti e tutto, sono dei lavori separati. Infatti, cioè, non potrei far da sola un video di 2 minuti, a meno che non gli serva l'anno prossimo. Certo. Dipende cosa c'è dentro, però qualcosina che qualcuno che ha bisogno di un piccolo spot o di un elemento, beh, anche quando abbiamo collaborato insieme le mani che ho fatto per il vostro Assolutamente. video, sono cose fattibilissime quelle. Sì, infatti nel nostro lavoro vedo questa cosa molto applicabile a alcune parti di alcune tipologie di video. Un altro progetto che stavamo per fare, purtroppo non è andato in porto, era quello di animare con elementi reali, animare un gattino, un gatto. Sarebbe stato molto Sarebbe bello. stato molto bello. La cosa bella è proprio fare una intersecazione tra le diverse modalità, perché crea un effetto secondo me molto bello. Addirittura la nostra idea era di fare stop motion con questo, quindi veramente è un blending di stili che però danno un effetto visivo che è tanto particolare perché non è comune Sì, sì. e quindi all'occhio, se fatto bene, balza veramente, fa la differenza, fa veramente la Un'altra cosa differenza. che mi piace molto di questo lavoro è proprio il fatto che conoscendo entrambe, mischiare, cioè creare progetti in cui puoi mettere insieme entrambe le conoscenze e mettere insieme appunto frame by frame, after e tirare fuori un progetto che è entrambi e, come dici tu, è particolare, però almeno è qualcosa di diverso rispetto alle solite cose, ai soliti video che vedi e magari il cliente potrebbe piacere di più, ma anche per te stesso come soddisfazione, cioè sapere che ho messo insieme due cose che so usare per creare un progetto è figo comunque. Quindi quelle sono le parti che mi piacciono di più quando riesco a mettere insieme tutto in questo modo. Visto che questo tipo di mansione è un po' di nicchia, effettivamente, com'è che sei riuscita, come ti sei approcciata al mondo del lavoro? Come sei riuscita effettivamente a cominciare a lavorare con queste cose? Lavoro maggiormente con After Effects in realtà, perché una volta che diventi motion designer, anche per il fatto che, come dicevo prima, da noi non ci sono grandi scuole. C'è una scuola gigantesca in Francia che ho scoperto purtroppo molto in là, che fa anche delle selezioni molto cattive per entrare, giustamente. E quando escono loro sono degli animatori proprio di frame by frame pazzeschi, probabilmente davvero quella gente lì poi va a lavorare alla Disney. Quindi la gente che fa solo frame by frame, secondo me, deve iniziare prima. Io purtroppo mi sono approcciata troppo tardi, tutta una serie di cose, però non mi dispiace neanche perché comunque After Effects mi piace effettivamente come programma, dipende poi sempre dai progetti, però maggiormente After è quello con cui lavoro,
Quindi ho iniziato come tutti, pian piano, facendo il portfolio, mandando in giro le mie cose e poi mi contattavano e mi chiedevano una cosa o l'altra. Appunto, cose frame by frame piacciono, le vedono, però pochi hanno la capacità di fuoco per farmela fare. Quindi adesso ho avuto dei contatti con uno studio nuovo con cui sto collaborando, che loro erano molto contenti di questa cosa e fanno: guarda, ci piacerebbe tanto lavorare con te in un progetto in cui tu possa sfogare il tuo stile di disegno, sia come frame ma anche solo con After, cioè quindi fare un progetto in cui io devo disegnare tutto, non le solite cose stock, quindi vediamo, mi piacerebbe, però è bello avere qualcuno, ma come è stato anche con voi in realtà per i progetti in cui mi avete anche solo fatto disegnare delle cose che poi tu hai animato, mi piace anche fare questi progetti, è anche bello avere qualcuno che crede in te e ti dà la possibilità di far vedere quello che sai fare e non solo animare l'interfaccia dell'app, che è lavoro e lo sappiamo tutti che ci sono questi progetti e si portano avanti perché sono quelli che ti portano a casa. Da mangiare esatto. a casa, sì. Però quando devi fare le cose più creative ovviamente è più divertente e sapere che qualcuno, cioè alla fine quando ho conosciuto Ale abbiamo iniziato a parlare appunto di frame by frame animazione e all'epoca io non ero assolutamente nessuno, avevo iniziato, non avevo neanche la partita IVA aperta e lui subito mi ha detto: ah, allora ci teniamo in contatto, anche il mio socio devo fartelo conoscere, e le cose gli sono piaciute ed ero tipo: ah, wow, a qualcuno piace quello che faccio, è incredibile. Perché poi ho passato anche una fase, ovviamente penso come tutti, in cui dovevo fare il portfolio e tutto quello che facevo mi faceva schifo e cancellavo tutto. Però adesso ci sono per fortuna dei progetti che arrivo e sono soddisfatta, che ci sta. Penso sempre ci sia qualcuno più bravo di te, qualcosa da imparare, però c'è un limite tra essere distruttivi con se stessi su qualsiasi cosa fai e il dire: ok, posso migliorare questa cosa, però sono soddisfatto di quello che ho fatto. Quindi questo... Mi hai lanciato un gancio molto interessante che mi è venuto in mente. La prima domanda che ti faccio è: come sta la tua sindrome dell'impostore? No, in realtà non penso di averla così prepotente, nel senso che adesso riesco a dire questa cosa è figa. Ci ho messo un sacco, poi effettivamente c'era della roba brutta tra quella che avevo fatto. Però adesso riguardo indietro e dico: cavoli, questa animazione ce l'ho ancora nel portfolio perché è figa in realtà. Quindi era proprio un periodo in cui continuavo a guardare reference di gente pazzesca e a un certo punto Joe, che è sempre il mio angelo perché su questo senso è anche tanto merito suo, mi diceva: smettila, cioè se tu guardi le reference della gente che lavora alla Disney ti farai sempre schifo, non puoi andare avanti così perché non ha senso. Per cui poi anch'io, sembra una cosa stupida e scontata, però all'inizio avevo tutte le mie reference di gente super brava e io dicevo: io faccio schifo, non valgo niente, non mi propongo neanche. E c'è un limite a queste cose. Certo, non è tutto bianco o nero, No. assolutamente. Infatti la seconda domanda era questa, cioè com'è per te il fatto di guardare gli altri? Come la vivi? Come cerchi anche di gestire il modo di trovare reference, guardare quello che fanno gli altri, crescere? Com'è che gestisci questa cosa qua? Ma allora, ora mi si è sbloccata questa cosa e la penso più o meno come te, nel senso che tendo sempre a dire: ah, però sono tutti più bravi di me. Poi mi fermo un secondo e dico: ok, su certe cose sì, ma non faccio così schifo. Quindi calma e osserva, e quindi cerco anche anch'io di dire: ah, cavoli, però questa cosa è strafiga, come si fa? Vediamo. C'è stato proprio un momento, secondo me, di un po' sconforto, un po' lancio nel vuoto quando ho aperto la partita IVA, perché è stato un po' una decisione affrettata dal fatto che avevo altri piani, poi il Covid, poi una cosa e l'altra, quindi ho detto: vabbè, parto subito. E quindi secondo me mi sono resa conto quest'anno che ho lavorato in modo più serio e finalmente con un buon andazzo, che ero partita molto apro e vediamo cosa succede, però in modo molto volante. Quindi aspettavo, vedevo cosa accadeva dal cielo e non avevo più neanche tanta voglia di dire: ah sì, però allora imparo quello. Poi pian piano la gente ha cominciato a avere fiducia in quello che facevo, a chiedermi le cose, farmi lavorare. Ho trovato delle realtà fighe e persone che comunque magari vedevano che appunto c'era del potenziale o qualcosa che era figo ma avevo dei problemi, e mi hanno aiutato a migliorare, che apprezzo un sacco e non è scontato. E quindi poi ho iniziato a dire: ok, allora adesso mi è tornata voglia di imparare altre cose, di iscrivermi a corsi, master, voglio sapere, voglio fare di più, so che comunque ho i miei limiti e che non posso fare tutto, però adesso mi è tornata quella voglia di dire: voglio mettermi in gioco, imparare altre cose perché voglio diventare più brava e so che lo posso fare.
Non che adesso faccio schifo, però posso migliorare. Ho sempre avuto in qualsiasi cosa questa voglia sempre di dire voglio imparare altro, ma se cioè, fatto nel modo giusto, appunto. Quindi in questo senso sì, poi cerco sempre, cioè mi piace anche star lì ogni tanto la sera a guardare reference di video, illustrazioni, per vedere cosa c'è di nuovo, come loro hanno affrontato una cosa, come magari l'avrei affrontata io. Poi man mano più lavori, più fai progetti, ovviamente impari, perché anche quello che ti dicevo tante volte mi chiamano, mi danno gli storyboard già fatti e io devo solo animare, e quando mi trovo davanti a uno storyboard che mi dicono devi farlo tu, un conto è se devo disegnare. Allora se ci sono dei personaggi di mezzo, devo disegnare tutto, è un conto, è diverso. Ma quando devo proprio fare una cosa più istituzionale, un video aziendale, a volte vado nel panico perché dico, non so cosa metterci. Poi, come l'ultimo che abbiamo fatto, tu mi hai dato una mano e dicevo, ah sì, ma queste cose le so fare tutte perché non le ho pensate. Quindi sono tutti Certo. meccanismi che man mano più ne fai, più lo sai, più ti si sbloccano e quindi man mano poi vengono da soli. Sì, penso che questa cosa sia molto importante che hai detto, nel senso che molto spesso ci confrontiamo con persone che hanno già fatto un certo percorso, chissà da quanto tempo, magari hanno la nostra stessa età. Io molto spesso mi confronto con gente della mia età e dico, guarda dove è arrivato lui, ma Sì, com'è possibile che... E questo questo mi fa molto male, sentire, tutte le sì, volte, anch'io. è ancora peggio se qualcuno è più giovane di Sì. me e non ne parliamo. Io diciamo che affronto questa cosa dando adito al fatto che comunque io ho fatto il mio percorso, chissà qual è il loro, e molto spesso vedere le cose degli altri sembrano sempre più fighe di quelle che facciamo noi. Penso che questo debba essere usato come sprono, no? Come mezzo per dire voglio crescere sempre di più, e nel nostro lavoro è il fatto di oggi è così, ma faccio master, faccio corsi, provo, faccio progetti miei anche, in modo tale da provare la tecnica nuova, scopro, perché poi da questo mi si apre un altro mondo e continuo a studiare, provare, imparare. Molto spesso è muscolo, nel senso proprio manualità, molto spesso è creatività, molto spesso è altro, molto spesso è tranquillità. Dire, cavolo, ho una scadenza in poco tempo, non avevo modo di pensare ad alcune cose. Purtroppo non potevo pensare ad alcune cose perché non avevo modo. E ripartiamo con una domanda che vorrei farti che è: qual è il tuo lavoro per te più bello che hai fatto fino adesso? Che sia per te, che sia per clienti, per chiunque. Allora, sicuramente per un cliente un lavoro che mi è piaciuto molto è stato per uno studio nel bresciano vicino a dove abito, che mi ha fatto fare questo progetto per un'assicurazione che doveva promuovere la sua app, però non era la solita interfaccia. Ho disegnato e fatto il design di 3 personaggi diversi, poi che avevano automobile, bicicletta, quindi 3 modi per viaggiare diversi, però ho curato tutto io, dall'inizio fino alla fine, il design, i colori, lo storyboard, tutto, ed è uscito un video di cui sono soddisfatta e che mi piace, molto semplice ma molto carino ed efficace, quindi mi è piaciuto lavorare a 360 gradi disegnando da zero proprio tutto quanto, e loro sono dato il loro brand manual e il copy di cui avevano bisogno e basta. E questo è stato uno dei più belli da fare sicuramente. Poi dei miei progetti personali, ce ne sono 2 frame by frame che mi piacciono molto. Uno è un'animazione di una donna che fuma, che è completamente bianco e nero, che esce dall'ombra, Ce l'ho in in mente, in sì, molto cui bella. mi ero messa un po' a capire le mani, avevo studiato il fumo, come si muoveva e tutto. E un altro, che è stato forse uno dei più complicati frame che ho fatto, che è un'animazione di una skater che fa un salto e va giù dall'altra parte. È un progetto un po' vecchio, ma è stato uno dei primi con l'animazione proprio di una persona che fa un movimento complicato, e anche quello sono abbastanza soddisfatta. Quindi sono stati i primi frame fatti in un certo modo e con una certa difficoltà di movimento. Quindi sono stati soddisfacenti anche questi, anche se erano fatti per me. Mh-mh. E il lavoro frame by frame più lungo? È in effetti forse quello della mano, in realtà, della donna che fuma, perché la mano, farla uscire dallo sfondo nero e il fumo, animare il fumo, l'acqua e gli elementi è un processo molto molto lungo, e quindi quello ci è voluto un po'. In effetti è stato forse più lungo dello skater addirittura, perché lì una volta che ho studiato il movimento della ragazza che saltava, poi dovevo solo metterlo in bella. Mentre lì l'altro c'è voluto più tempo e più studio, quindi sembra più semplice, ma è stato più lungo da fare. E non è detto che un'animazione più corta, quindi un video più corto,
richieda meno tempo, richieda meno fatica nel No, farlo, assolutamente. anzi. E invece ti chiedo qual è per te il video che è stato più complicato in generale, quello che ti ha messo più in sfida, mettiamola così. Allora, un progetto che ho fatto per un altro studio, per una banca abbastanza importante. Il problema è stato che era uno dei primi lavori che facevo con questo studio, quindi oltretutto ci tenevo. E questa banca ci ha mandato un brand manual cattivissimo, con tutte delle indicazioni ultra specifiche che uno dice, bello, almeno sai cosa non devi fare. Però era esagerato, cioè addirittura con scritto le immagini non possono entrare da sinistra a destra, questo tipo di animazione no, questa roba no, questa transizione non mi piace, erano talmente tante e ho passato 2 giorni solo a leggermi tutto il brand manual e quando poi ho consegnato era comunque pieno di errori, quindi all'inizio mi sentivo un po' male perché sai lo studio e tutto e anche loro mi fanno no guarda tranquilla, loro sono sempre così, poi dovevamo mandarlo in Germania ad approvare, quindi figurati. E è stato molto complicato perché era un mix di studio nuovo, stress, di per sé a livello tecnico non era difficilissimo, ma era proprio mettere insieme tutto questo ammasso di regole e cose che dovevano mostrare. Poi, come al solito, nonostante fosse un cliente grosso, il classico dobbiamo animare delle icone, delle cose, ce le mandano, gliele mandiamo, ah no, queste qua sono quelle vecchie, le abbiamo cambiate, quindi rifai tutto da capo. Quindi, è stato un progetto molto stressante quello, sotto tanti di punti di vista, però mi ha insegnato anche tante cose, quindi A bene. non accettare le banche come clienti, tipo. No, capisco che però con un brand manual così difficile anche la creatività viene Sì, era a meno, 0. zero. Ti senti molto più il braccio che fa una certa cosa, molto anche ristretta, che forse è la cosa peggiore a volte, nel senso che magari a volte non serve avere una grandissima creatività, ma quando siamo così compressi in un nostro lavoro che comunque richiede un po' di creatività, arte, ispirazione. Ma anche per fare quel qualcosa di diverso che dici: "Cavoli, almeno posso proporgli qualcosina Mhm, di più carino." No, loro così, punto, mhm. basta, fine. Quindi è stato un po' strano come Ok. progetto. Ti definisci artista tu, Francesca, col fatto che sei illustratrice, lavori nel motion design, lavori con la grafica, sei una musicista, ti senti artista? Questo è un discorso un po' difficile perché ognuno ha la sua teoria, c'è chi dice che se ti autodefinisci artista non lo sei, solo i veri artisti non sanno di esserlo e tutte queste cose. Se qualcuno mi chiede cosa faccio non gli dico sono un artista. Se mi chiedono cosa faccio per lavoro gli dico sono motion designer o illustratrice e poi sono anche una musicista. Quindi direi che sono un artista per il fatto che lavoro nell'arte e lavoro in vari ambiti dell'arte e cerco sempre di intersecarli fra loro, mettere tutto insieme, però diciamo che sono una motion designer e sono una musicista, non dico sono un artista, così la vedo un po' più tranquilla, ecco, su questo senso. Ti ringrazio di questa risposta perché è una risposta molto difficile nel nostro campo. Molto spesso ci sentiamo artisti, molto spesso no, dipende un po' dal progetto a progetto, da quello che succede. Qualcuno si definisce tale, qualcun altro no, come nel tuo caso. Neanch'io mi sento artista, però è una domanda che mi piace fare a chi incontro che è comunque nel nostro lavoro, che è un lavoro comunque artistico, nell'ambito dell'arte, se vogliamo, ed è effettivamente difficile definirsi, molto molto difficile definirsi. E quindi mi piace questa tua risposta di estrema umiltà, che mi piace molto, ma anche nel dire che lo dicano gli altri. Io intanto faccio quello che mi piace, Sì, faccio quello che esatto. voglio e non ho necessità di mettermi un'etichetta sopra. Vorrei entrare, se tu me lo concedi, nella parte un po' più tecnica del tuo lavoro. Su alcune cose ci siamo già confrontati fuori dai microfoni e li voglio portare anche dietro a questi microfoni. Come gestisci i clienti tu, Francesca Papi? È una parte molto difficile e che odio a morte. Cioè, come ti ho detto prima fuori dai microfoni, il mio obiettivo è quello di lavorare solo con gli studi, più avanti nella vita in generale, di costruire un tipo di lavoro con cui avrò a che fare solo con studi, perché io odio avere a che fare con i clienti diretti. Onesta, mi piace l'onestà. Cioè, proprio non sono tutti antipatici e molesti, però tante volte le persone non capiscono la difficoltà, la sbatta che c'è dietro tutto quello che facciamo. Siccome è una cosa tanto particolare, sia l'illustrazione, ma anche solo l'animazione motion con After, Frame, cerco sempre di spiegare, dare una panoramica al cliente che non sa cosa sto facendo e cosa mi sta chiedendo, delle tempistiche, di quello che
serve a me per fare questa cosa, lo sforzo e le ore di tempo, e nonostante questo poi mi arriva comunque gente che, ok, le modifiche, ma proprio fa delle richieste molestissime, pretendono tutto subito, vogliono cambiare il progetto da capo e pretendono di non pagare niente. Tante cose veramente complesse che a me proprio non piacciono a nessuno, per Dio, però quando mi prendono gli studi mi dicono: guarda, ti assumiamo per questo progetto, oppure per 8 giorni, questo è il tuo, quando finisco mi pagano, arrivederci, io non devo parlare con nessuno, che si connette un po' anche alla delle varie motivazioni perché ho scelto di diventare freelance, che ha a che fare anche col mio carattere, nel senso che io per carattere non sono proprio la persona più sociale sulla faccia della terra, diciamo che seleziono le persone con cui voglio stare, ma ho bisogno anche di tanti momenti da sola per ricaricarmi. E a me piace stare a casa a lavorare sulla mia scrivania col cane, con la musica sparata, e stare lì da sola in pigiama a lavorare al computer. Però sì, cioè, quando vado in studio poi ci sono delle realtà che sono molto belle, conosco delle persone bellissime con cui mi piace avere a che fare, però già se sto in studio 4 giorni, poi ho bisogno di un paio di giorni a casa mia. Quindi anche col cliente è la stessa cosa, cioè proprio meno persone fastidiose ho a che fare, meglio è, perché proprio faccio fatica io come persona. Quindi i clienti sono difficili da gestire per chiunque, ma è proprio un argomento difficile perché avere a che fare con persone che poi svalorizzano quello che fai. Ci sono stati veramente dei progetti in cui mi sono sentita una schifezza, in cui mi sono chiesta perché ho fatto questo lavoro, cosa stavo qui a fare, tanto la gente non capisce. C'è stato un progetto veramente pesante in cui avevo fatto un'illustrazione, un poster e tutto quanto. Poi mi hanno fatto cambiare tutto, nonostante sapessero già la palette colori, tutto deciso, hanno cambiato idea, mi hanno fatto inserire delle scritte orrende e poi senza dirmi niente ci hanno scarabocchiato sopra loro prima di pubblicarlo, che non esiste, non puoi fare questa cosa. E quindi lì veramente è stato uno di quei momenti in cui ero lì tipo: ma perché ho fatto questa cosa? E quindi è stato un po' complicato quando proprio ti senti una nullità perché non danno un minimo valore a quello che hai fatto, perché tanto, ma sì, fammi 2 disegnini, disegni per lavorare, che carino, ma ti pagano per fare i disegnini? Sì, quindi è un po' complicato, per cui preferisco sempre di cercare di avere a che fare con realtà che capiscono quello che faccio, che Che per Dio, apprezzano quello che sì, fai. che non è tutto oro quello che luccica, per Dio, perché anche con gli studi è complicato, eccetera. Però per ora preferisco avere a che fare con un progetto complicato per uno studio, però almeno loro sanno cosa sto facendo, piuttosto che un cliente complicato di per sé, perché allora lì è tutto un altro discorso. Questo è anche dovuto al fatto che siamo in un ambito in cui è estremamente variabile e il mi piace, non mi piace è soprattutto il resto, che ci sta in alcune situazioni, in altre è ho la mia esperienza, fammi fare. Fidati. Fidati, basterebbe poco, fidati. Fidati di quello che faccio, perché comunque non sto dicendo di fidati ciecamente, ma dai valore a quello che sto facendo, perché piuttosto non chiamarmi. Più che altro tante volte c'è il classico: mi fai questa cosa? E io ti dico: te la faccio, però guarda che secondo me non viene benissimo, potremmo fare questo, te lo faccio vedere. No, fai quello. E poi, sì, avevi ragione, rifammi l'altro. E io nel mentre ho perso un sacco di tempo. Ma fidati di quello che ti sto dicendo, non te lo sto dicendo perché voglio fare l'antipatica e non ho voglia di farlo, te lo faccio. Purtroppo tante volte mi dispiace, ma c'è della gente che ha dei gusti veramente orrendi, quindi se vuoi una cosa schifosa, una certa, insisti Onesta. e mi paghi, va bene. Certo. Però, cioè, tante volte sono partita con dei lavori di cui ero stra in hype, che ero stracontenta, e poi me li hanno rovinati completamente, perché mi hanno fatto fare delle modifiche, aggiungere cose che non c'entravano niente, che l'ho finito e ho detto: vabbè, prendiamo il bonifico e via. Perché Certo. Quanto mi riconosco in questa cosa. Cari clienti, fidatevi di noi. Però è così, molto spesso ci sono dei lavori in cui ci mettiamo l'anima, partono con le migliori intenzioni e poi alla fine non lo voglio mostrare neanche in portfolio. Non Esatto. voglio che ci sia il mio nome. Come gestisci questa cosa qua a livello emotivo tuo? Cioè, quando un cliente ti manda delle... ho visto gli occhi. Quando un cliente ti chiede delle modifiche che a te dà proprio fastidio fare, com'è la tua sensazione? Come la gestisci questa cosa qua? In primis mi arrabbio, ovviamente non dico niente al cliente, Chiaro. però ho quei 10 minuti di scazzo e sfogo in cui giro per il mio studio. Ma che cazzo è sta roba, questa schifezza, ma insomma... Come possono chiedermi questa cosa sì, qui? io sono stata qua fino adesso, fate le cose bene, non avete il senso del gusto.
A volte sono compromessi, dipende tanto dalla persona che ho davanti, dal cliente, dallo studio, tante cose. Se posso cerco un compromesso. A una certa purtroppo la penso in questioni di soldi, perché mi dispiace metterla su questo piano, ma è la verità. Quindi se c'è un cliente che mi paga un sacco di soldi, vuole una schifezza, vabbè, è una schifezza, non la posso mettere in portfolio, però almeno mi paga un sacco di soldi, amen. Quando poi rompono le scatole sui soldi, non ti pagano tanto, iniziano a voler metter becco e tutto, e magari soprattutto era già un progetto cui all'inizio tenevo tanto e poi me lo mandano nella pattumiera, lì faccio tanta fatica e mi sento male poi, perché È un peccato, è un peccato. Ti è mai capitato di fare le modifiche che chiedeva il cliente, tu non volevi farle, ma ok, le hai fatte, lavoro consegnato, ma in portfolio avevi messo la tua versione? sì. Ok. Sì, 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 sì. E molto divertente poi il cliente che mi dice, bello però con quello sfondo che hai messo di là. Io te l'avevo detto, ma tu non lo volevi, quindi io la cosa frame by frame, poi lui aveva sopra delle scritte oscene, non potevo mettergli quello sfondo perché era pieno di dettagli. Io di là gliel'ho messo col mio sfondo, bello, per metterlo in portfolio. Che bello così, ma va? Fidati! È così, interessante. Sai che è una cosa, te l'ho chiesto perché è una cosa che non ho mai fatto, perché mi sono sempre sentito un po' in colpa. Sì, dipende tanto dai progetti, dal cliente, dallo studio, persona con cui stai lavorando, collaborando, magari ne parli o capisci con chi hai che fare, vedi se è una cosa fattibile o meno. Certe non le rischio neanch'io perché sono clienti grossi o cose particolari, in realtà che no. Altre invece secondo me lo puoi fare e non succede niente, quindi Secondo te è più importante un portfolio, il passaparola, il parlare con le persone? Cos'è che è più importante da mostrare verso l'esterno? Secondo te, mostrare, parlare il sito piuttosto che un Instagram, piuttosto che un TikTok, piuttosto spero che... non sia parlare con le persone, se no io che non Sei voglio alla grande. parlare con nessuno è un disastro. No, scherzo, cioè più o meno. Però Che non è vero. Posso sfatarti questo automito tuo? Noi ci vediamo con Francesca circa una volta all'anno. 2 dai. 2 volte all'anno. È una macchinetta. Cioè, quando comincia a Devo parlare... recuperare tutto Esatto, quello che ho tutto perso. quello che non abbiamo parlato. Ma perché Quindi- voi mi state simpatici e siete delle persone simpatiche che hanno qualcosa da dire. Purtroppo ho questo brutto vizio che quando mi trovo davanti una persona che secondo me non ha niente da dire, il mio cervello dice questa persona è stupida e la mia faccia diventa tipo Ok, forse è il momento di controllare le tue emozioni. esatto. E quindi un po' va così. Non mi fa impazzire parlare con gli sconosciuti. Cioè sono una di quelle che se deve chiamare la pizza ha dei problemi, uso l'app. Quindi ecco, tornando al discorso utile. Per i problemi mentali chiamate il numero... Ok, però è interessante questa cosa. Fa parte anche questo della tipologia di lavoro. Sì. Sì. Poi chi più chi meno, Sì, chiaramente, sì, sì. però... Diciamo che c'è un motivo se tanti di noi scelgono di lavorare nel loro studio a casa col computer, fine. Perché comunque tantissimi fanno questo lavoro da remoto e stanno bene così e si fanno i cavoli loro. Per cui secondo me è anche un po' un mix carattere e circostanze. Per l'importanza, per farsi conoscere, è un mix di tante cose, a parte gli scherzi. Sicuramente il portfolio è importante, cercare più che altro i canali giusti per farlo arrivare alle persone. Tanti canali, adesso tipo anche la School of Motion, alcuni di quelli che offrono i master hanno dei canali per i loro alunni per farsi conoscere, tante piattaforme, e non intendo i social, proprio piattaforme, siti solo di motion. Specifici, sì. Sì. Poi cioè, sicuramente il passaparola aiuta perché alcuni lavori mi sono arrivati tramite passaparola di alcuni studi che erano contenti, quindi mi hanno consigliato ad altre persone. Quello fa tanto perché lavoro buono per una persona chiama altro lavoro, penso più o meno per chiunque, in tante situazioni. Io coi social ho un rapporto un po' così, nel senso che il mio Instagram ce l'ho, mi piace per le mie cose, ci pubblico soprattutto le foto di quando suono in giro, faccio le mie storie, però nelle mie storie pubblico soprattutto stupidatine, non sto lì a far vedere particolarmente cosa mangio, cosa faccio tutto il giorno. Mi dà fastidio l'essere obbligati a dover aprire dei social per lavoro e non che sia una scelta. Perché è un discorso diverso. Io avevo iniziato con un Instagram per l'animazione che aprivo volentieri, però, e lo usavo e tutto quanto, però adesso è proprio sei obbligato a fare i reel, sei obbligato a tenerlo in un certo modo, sei obbligato a tenerlo attivo, è un lavoro quasi solo quello, tant'è che appunto c'è nato il lavoro del social media manager
E anche adesso che ho un progetto personale di illustrazioni degli arcani maggiori dei tarocchi, è uno stile di disegno totalmente diverso da quello che faccio di solito perché è il mio stile più personale, scuro, cupo. Ho aperto una pagina Instagram apposta perché in primis mi dava fastidio che fosse mischiottato, tutto un mix di cose brutte, disordinate all'interno dell'Instagram del lavoro. Però appunto cominci che devi fare i reel, pubblicizzare qualsiasi cosa, tenere tutto in un certo modo. Poi anche lì purtroppo su quello delle animazioni avevo pubblicato, quando non avevo quello dei tarocchi, una di queste illustrazioni che c'erano 2 donne nude disegnate. L'algoritmo ha visto 2 tette disegnate e mi ha bannato. Adesso è tutto a posto, mi ha ristabilito tutto, però l'algoritmo mi ha tagliato via da qualsiasi cosa. Non escono più le mie illustrazioni anche se sono sanissime a nessuno, a meno che io non sponsorizzi, perché è ripartito da capo. Adesso che ho aperto il profilo apposta per i tarocchi, questo qua funziona normale, mi arrivano i like anche di chi non mi segue, compare nelle ricerche, quindi nonostante l'abbia appena aperta, sta arrivando le cose, le persone stanno arrivando anche senza dover sponsorizzare tutto. Sono comunque obbligata a fare i reel e tutto quanto, però è proprio il fatto che sei obbligato oggigiorno, sembra un discorso da vecchi, però è la verità, cioè tu sei bravo, i tuoi reel mi piacciono, ti piace anche metterci la faccia, io sono anche vergognosa su certe cose, quindi non mi piace mettermi lì a parlare, non so neanche cosa dire col telefono e poi mi sa di cosa frega la gente di quello che sto facendo. Invece se ti trovi, hai quella verve un po' comica, un po' divertente, un po' che riesci a trovare una quadra su questa cosa e ti diverti, ben venga. Non capisco perché io debba essere obbligata a fare questa cosa e purtroppo tanti lavori ti guardano anche i social perché vedono. Poi alla fine il nostro lavoro è talmente particolare che basta che vedano qualcosa di fatto bene. Per esempio, col fatto che avevo tante robe diverse, adesso sto facendo un sito perché voglio mettere tutto. Avevo il reel d'animazione su Vimeo e una roba su Instagram da una parte, una roba su Instagram dall'altra. Adesso mi sto organizzando un sito e quando sarà pronto manderò via solo quello, in cui troverai Tutto. motion design, frame by frame, illustrazione in bianco e nero che ha uno stile diverso e illustrazione normale, chiamiamola colorata cartoonish, tutto separato in modo che però in un unico posto, così non devo mandare 25 link, vedono tutto lì bello ordinato e sono a posto. Quindi ci sta avere una piattaforma unica per mostrare tutto quello che fai ordinata, è un po' complicato gestire tutto sicuramente. Mi è venuta una domanda. In realtà sono 2 sempre, a me ne vengono 2, non so perché. Te le spoilerò entrambe e le affrontiamo in 2 momenti diversi. Vorrei sapere da te cos'è che ha funzionato, perché mi parli spesso che sei riuscita a entrare in studi, ok? Cos'è che ha funzionato per te nel entrare, nel trovare questi studi? Onestamente, solo uno mi ha trovato tramite portfolio e mi ha risposto in modo normale, chiamiamolo così, perché ha visto i lavori e gli sono piaciuti. Gli altri con una cosa che io detesto, e cioè conoscenze. Che ok, usarle funziona tutto così, però quando funziona solo così per me c'è un problema. Cioè ci sono proprio degli studi che se tu non conosci qualcuno all'interno che dice potrebbe esserti utile, anche se sei il più bravo del mondo e mandi il portfolio più bello del mondo, loro non ti cunano e non ti prendono in considerazione e secondo me questo è sbagliato. Capisco che sia complicato per uno studio vedere tanti reel, tante cose, però andare solo per conoscenze vuol dire che io ho precluse un sacco di realtà a prescindere e non lo trovo molto giusto. Quindi poi è anche questione di ho fatto dei lavori, finiscono in un posto, finiscono nell'altro, qualcuno li vede, però questo studio nuovo che mi ha contattato mi ha fatto tanto piacere perché non solo mi ha contattato dicendomi ti ho trovato tramite portfolio su LinkedIn, ti ho tenuto d'occhio per un tot di tempo per vedere cosa Ma dai. facevi e mi è piaciuto tutto e quindi adesso ti ho scritto per collaborare. Cioè è nato proprio tutto, mi ha scritto dicendo mi piace il tuo stile, quindi non voglio prenderti solo per animare le solite interfacce, voglio proprio farti disegnare. Quando potrò fartelo fare non lo so, quindi nel mentre sto facendo un altro lavoro per loro normale, chiamiamolo così, con After, però nel mentre mi hanno lasciato comunque anche su questo lavoro, non capacità, come si dice, libertà creativa nel fare lo storyboard, nel mettere giù le scene insieme, tutto quanto, quindi non è stata una cosa solo meccanica, ho apprezzato molto, però loro stanno aspettando di proporre a qualcuno il mio stile, di trovare qualcosa che matchi quello che so fare ed è figo perché è quello che vorrei riuscire a fare. Però è molto complicato perché appunto tantissimi che sono riuscita a collaborarci, a farmi solo conoscere perché conoscevo qualcuno che conosceva,
Fortunatamente, avendo fatto questo tipo di università, ho tanti amici che fanno questo tipo di lavoro in ambiti diversi, ma fotografa, ma solo videomaker, tutto insieme, quindi quando conoscono qualcuno ci proponiamo a vicenda comunque, per farci pubblicità a vicenda e per ampliare tutti i nostri, insomma, la nostra clientela. E quindi allora riesci, però ci sono un sacco di persone che se non, specialmente appunto gli studi, se non conosci qualcuno non esisti, non importa. Non sono tutti così, purtroppo tanti sì. Ok, questa è una cosa interessante, nel senso che io penso che il network sia veramente molto importante oggi, che piaccia o meno, Più purtroppo. che altro è stato un network molto preciso, cioè io sapevo che avevo il conoscente dell'amico, del vicino di casa che lavorava là, allora io ho chiesto un favore, idem, l'altro, magari altri erano miei amici che hanno detto guarda, ho iniziato a lavorare con questo studio, se vuoi gli do anche il tuo portfolio, buona, però quando è proprio devo andare a chiedere il favore a quello là perché so Certo, che lavora certo, lì, un po' fastidioso, non certo. è dire ah cavoli vado a un incontro di motion designer, conosco gente, figo e vediamo, quello ok. Quando è proprio così specifico è un po' bruttino Sì, secondo me. sì, sì, certo. La seconda domanda invece è un po' più generale. Quanto è importante, quanto è stato importante per te fare un'università in questo campo e secondo te se è necessario farlo per fare questa tipologia di lavoro? In realtà a me non è servito a niente. Ok, ok. Calma, allora mi ha dato le basi, però il il punto è che io sto lavorando con dei programmi che ho imparato a usare tramite master esterni, quindi non erano università, erano scuole estere che facevano master di tot mesi per imparare a usare After Effects per lavorare in un certo modo, per imparare a fare frame by frame. Io potevo essere una persona normalissima che sapeva disegnare, uscita, che si imparava un po' Photoshop e Illustrator e poi facevo i corsi specifici per queste e potevo lavorare lo stesso. L'università mi ha dato tante basi su un po' di cose, però le cose che avrei voluto che mi insegnasse di più, fare più progetti per magari dei clienti veri e tutto quanto, non mi ha insegnato niente, purtroppo. E mi ha dato le basi. Poi, ok, c'è il problema che io ho scelto un'università, non ho fatto quel lavoro lì. Quindi se avessi Chiaro. fatto il grafico, l'università mi avrebbe insegnato tantissimo. Mi ha insegnato a usare Illustrator, mi ha insegnato a usare Photoshop bene, a fare tante cose che uso e che si integrano con quello che faccio, però poi lo specifico di quello che sono andata a fare l'ho imparato in altro modo. E secondo me, soprattutto nell'animazione e specialmente nel frame by frame, non conta niente. Non niente, però conosco e seguo degli animatori nel mondo che sono dei mostri di bravura e loro non hanno fatto niente, erano solo persone che erano molto brave a disegnare, che sono andate avanti a imparare a disegnare bene, si sono appassionate, hanno imparato i principi dell'animazione e sono diventate delle bestie così, senza nessuna università, niente. Secondo me ci sono delle realtà che badano a questa cosa, ma più le aziende, diciamo. Tantissimi studi in cui io ho mandato dei portfolio per farmi prendere in considerazione non volevano il curriculum, niente. Mostrateci, c'era scritto mandatemi qualcosa per far vedere quello che per far vedere quello che fate. Non mi interessa se avete imparato da soli, se vi ha insegnato il gatto, alcuni c'era proprio scritto così. O se avete studiato in università, se siete capaci, mi basta. Punto. Quindi poi ovviamente dipende dalla realtà e tutto qua. È più l'esperienza poi che quella te la chiedono giustamente. Ma l'università specifica, se ci fosse stata un'università come quella in Francia per fare animazione, sicuramente sarei uscita in un certo modo. Per come so lavorare adesso e per come sono finita a lavorare quello che sto facendo, l'università mi è servita un 40% secondo me. Ok, ripeto, è una risposta che può aprire 1000 porte. Il fatto che hai scelto un'altra strada, il fatto che ci sono 1000 possibilità. Te l'ho fatta apposta, nel senso che la mia esperienza è molto simile, nel senso che io ho fatto tutt'altro. Io ho seguito proprio un percorso completamente diverso, ho imparato con video su YouTube alla fine. Esatto. Quindi, e poi tanta esperienza, tanta notti passate a provare, a fare, a provare quella cosa lì, cercare il tutorial, non riesco a trovare, come faccio? Oppure tante volte è, ma tu sai fare quel lavoro? No, ma imparo. Sì, in fretta. esatto. Anche tante volte i clienti chiedono delle cose che, ok, le cose impossibili gli dico no, però magari dico, ok, questo non lo so proprio fare, però so che su After si può fare, gli dico sì e poi me lo imparo. Esatto, e esatto. fine. YouTube penso sia l'università, detto così sembra, però metà di quello che ho imparato YouTube, come si fa questo? Assolutamente. E quante volte capita durante il lavoro? Ah beh, ciao. Devo fare questa cosa, come posso farla? Esatto. E
Una cosa che a me piace sottolineare, non so se tu sei d'accordo su questo, è il fatto che non è necessario oggigiorno partire sapendo tutto. È impossibile, ma è veramente impossibile conoscere il 100% di un programma. Come fare un certo effetto, magari non l'hai mai fatto prima, e non è un deficit non saperlo fare. Il deficit è dire non lo so fare ad oggi, non mi informo. Ma la strada nostra è quella di essere pronti e capaci per gestire queste situazioni dal mio punto di vista. Sì, ma poi hai a che fare con dei programmi che sono talmente ampi, che hanno delle possibilità talmente grosse, che è veramente impossibile sapere tutto quanto perfetto. After viene usato per fare gli effetti speciali, viene usato per fare animazioni dei personaggini e character rigging, viene fatto per animare le interfacce delle app, viene fatto per fare altre cose. Cioè, è veramente infinito, quindi se una cosa non te l'hanno mai chiesta e non ti è mai interessato, ci sta che tu non la sappia. Quando ti capita, se è una cosa che fa parte di quello che ti serve, la impari, se no è un altro lavoro. Cioè, ci sono delle cose che io riconosco che se anche sono fatte con After non sono il mio, io gli effetti speciali non li so fare, non mi interessa in questo momento impararli, quindi io resto sul mio di animazione, piuttosto mi piacerebbe imparare a fare del rig di personaggi, cose, tutto quanto, quello sì. Però sono tante cose separate, quindi il problema è anche quello che tante volte le aziende, gli studi ti chiedono il tuttofare, classicone, e poi però magari vai in studi più grossi in cui c'è una singola persona, come dicevamo prima, che passa il suo tempo solo a fare i raffo, a fare i contornini, perché è un lavoro talmente specifico e importante che sono tutti separati. Quindi quando cominci, cerco motion designer che sappia usare After Effects, Illustrator, InDesign, deve fare i VFX, deve fare i video, deve fare le foto, deve fare tutto, quello è un tuttofare. Cioè Sì, e non puoi far tutto bene. no, esatto. E alla fine, se pensiamo, Disney è una fabbrica di persone che lavorano e c'è la persona dedicata agli occhi, c'è la persona Sì. dedicata al pelo, c'è la persona dedicata a questo, alla bocca, alle espressioni facciali. Quindi è veramente un insieme ma per arrivare a quei livelli lì. Quindi questo è assolutamente un pensiero da fare, quello di trasmettere il fatto di non serve saper far tutto, l'importante è essere in grado e propositivi nel spingersi oltre Sì. la propria cerchio, la propria zona di comfort. Se dovessi una persona venisse qua e ti chiedesse, cara Francesca, come posso studiare quello che tu hai studiato? Come posso arrivare dove sei tu adesso? Cosa devo fare? Allora, sicuramente cercare, se magari oggi rispetto, ripeto, anche qua sembra mia nonna, ai miei tempi non c'era l'università, ai miei tempi non c'erano università e corsi specifici sull'animazione. Adesso stanno ampliando e se ne possono trovare, quindi direi se vuoi fare questo e devi fare l'università, cercane una in cui cominciano ad avere magari anche appunto animazione 2D e animazione 3D, così vedi le infarinature di quello che ti può piacere e puoi capire un po' di cose. E poi ci sono appunto delle scuole estere giganti, tra cui la School of Motion, che secondo me è una delle più famose e potenti al mondo. Loro sono americani e le segui anche tu, quindi loro hanno master validissimi su tanti argomenti e loro è stato il master più grosso che ho fatto per After, mi hanno insegnato a lavorare comunque. Sono uscita e dopo il loro corso ho iniziato a vedere i clientini, ho iniziato ad affrontare le cose in un certo modo, sono anche molto pratici proprio su, non è perché tanti sono teoria, però poi fai fatica ad applicarla e soprattutto il fatto che ti diano un tutor che ti segue è bellissimo perché delle volte facevo le lezioni e dicevo facile, oppure dai questo mi è uscito benissimo, glielo mandavo e lui no fa schifo, rifallo e io niente, ok, non ho capito E niente pagavi allora. per questa cosa? Certo. Sì, la School of Motion la conosco anch'io, è una scuola ultra valida e consiglio a tutti di andare un po' oltre il prezzo che si paga. Ne vale la pena. Ne vale 100% la pena. Costano, sono forse i più costosi che ci sono fuori. Sì, penso di sì. Però sembra banale come cosa, tutto quello che loro insegnano, sì, si trova anche su YouTube, si trova anche online. Ma come lo insegnano loro, veramente vale la pena di spendere dei soldi. Io sono stato restio per anni, ogni volta che loro fanno partire 4 corsi all'anno praticamente, Sì, 4 più o corsi meno. nel senso 4 sessioni Sì, all'anno, 4 sessioni. e ogni volta mi arriva la mail e dico dai, questa volta dove spendiamo i soldi? Esatto. Però è una cosa che non è online completamente, ma vieni seguito, devi essere lì presente. Però questo è quello che per me ha fatto la differenza. Assolutamente. Nel senso che ne avevo fatto un altro in cui nessuno mi controllava.
Quindi ho fatto le cose però molto più sfumato, poi ogni tanto ho bisogno di qualcuno che mi battecchi e mi dica ho una deadline, devo consegnargli il compito come a scuola, perché alla fine sei obbligato a farlo, punto. Quindi quello per me ha fatto la differenza ed è anche la ragione per cui adesso ne farò un altro a gennaio, molto più avanzato, e ho scelto di farlo in questo momento perché ho voglia di imparare cose nuove, devo fare uno step successivo nel mio lavoro e penso che loro siano, cioè non ho avuto dubbi, non ho cercato altrove, sono andata lì, punto. Poi hanno anche un pochino di cose per iniziare gratuite in realtà su Mhm. YouTube. Un'altra scuola molto valida ed è quella in cui ho seguito il corso di Frame by Frame, è la Motion Design School. Loro si sono sviluppati tanto in questi anni perché inizialmente erano partiti con qualcosina, pochino, anche loro hanno dei corsi molto validi. Preferisco avere qualcuno che mi segue e mi tira le battecate e penso comunque che la School of Motion sia un pochino meglio, però anche loro sono tanto validi. Poi del fondatore della School of Motion, Joy, mi hanno regalato il suo libro, quello The Freelance Manifesto. In realtà è la cosa più pratica sulla faccia della terra, perché non so se l'hai mai visto quel No, libro. ammetto di no. È un libro molto figo che ti insegna step by step le cose che devi fare quando sei freelance e che funzionano, nel senso non è che schiocco le dita magicamente, allora sono come lui, però ti dice delle cose proprio utili, ti insegna a scrivere le mail da mandare agli studi, ti insegna proprio anche solo a mettere l'oggetto, capire come vendere le tue cose, capire come raggiungere certe persone ed è stato molto utile. Certi passaggi non li ho ancora letti perché poi nel mentre avevo aperto partita IVA, quindi alcune fasi non ero ancora arrivata, dovrò riprenderlo in mano, però è proprio un libro molto molto utile, molto schietto e ti spiega anche come le ho fatto le cose, fa una piccola intro e poi dice adesso basta cavolate, adesso vi dico le cose utili di quello che tutti vorrebbero e che se non hai qualcuno non sai, cioè adesso ho aperto partita IVA, che cacchio devo fare? Come la scrivo la mail di presentazione? Devo essere super formale? Devo essere informale? Qual è quella cosa che li fa scattare e dire prendo te perché sei simpatico? No. Quindi cercare di capire queste cose mi è stato comunque molto utile. Sì, io sulla Motion Design School dico aspettate sempre i saldi, in Anda ci sono i saldi sempre, È con il vero. Black Friday, con Natale, con l'estate, quindi è sempre divertente questa cosa qua. Però anche loro sono molto bravi, anche io ho qualche corso loro. Loro hanno la caratteristica di essere molto più vari. Fanno partnership con diverse persone che ti spiegano veramente, tipo Ben Marriott, mi viene in mente Colombo, mi viene in mente Kevin Parry, quello del stop motion, insomma Sì. ce ne sono diversi e vai molto molto nello specifico e costano un pochino meno. Però giustamente non hai il tutor, non hai tutta quella parte in cui sei seguito al 100% che invece trovi in La School of cosa bella è Motion. proprio il fatto che su certe robine particolari loro vanno tanto nello specifico su cose che la School of Motion non fa. Vero, Perché la School of Motion non ha mai fatto nulla sul frame, che io tengo sempre d'occhio, ma non l'hanno mai fatto. vero. E invece loro fanno delle cose un po' più particolari che uno dice voglio impararmi una cosa tanto specifica e diversa, quello puoi cercarla lì. Sì, vero, sono un po' più di nicchia loro, è Sì. molto bello perché sono quei lavori che molto spesso io all'inizio non sapevo neanche che esistessero e grazie a loro ho scoperto alcune cose e ho imparato alcune cose, quindi è molto bello. Vorrei farti un'ultima domanda che è un po' più specifica. Come vedi, il nostro lavoro dal mio punto di vista è ancora un po' salvo, è un po' distante dall'intelligenza artificiale, perché comunque anche il tuo frame by frame ce n'è ancora di acqua sotto i ponti prima, deve passarne ancora di acqua sotto i ponti prima che entri preponderante l'intelligenza artificiale. Ma come lo vedi tu, il nostro lavoro, il tuo lavoro in questa nuova tecnologia che sta uscendo, sempre più avanzata, sempre più veloce, sempre più pregnante di tutta la nostra realtà? Ho letto un post che mi ha fatto molto ridere perché diceva non credo che l'intelligenza artificiale sarà un problema in quanto i clienti dovranno sapere cosa vogliono e dirglielo. E quindi molto vero. Però penso che, allora un po' mi fa paura onestamente su certe cose, però sto vedendo anche che non penso andrà a sostituire il nostro lavoro. Sarà un tool utile, uno strumento utile ad integrare tutto quello che facciamo, a darci una mano ad andare più veloci, a sistemare delle cose che normalmente sono noiose da fare, lunghe. Questo sì, sicuramente apre tanti orizzonti diversi che vanno ancora esplorati per bene, però sicuramente può dare una grossa mano a tutto quello che facciamo, magari anche solo
non lo so, ad anticipare a un cliente come potrebbe venire una cosa, dicendo all'intelligenza simulami questo, poi io te lo faccio bene. Tante cose che potrebbero darci una mano effettivamente a far capire una persona esterna o proprio a semplificarci il lavoro, però c'è proprio una componente di oltre capacità, creatività e davvero sapere cosa stai chiedendo, che quella non ce la può togliere nessuno, secondo me. Penso che non andrà a sostituire il nostro lavoro, cambierà, ma si evolveranno insieme, secondo me, ad integrare quello che facciamo. Interessante. Se dovessi dire una cosa alla tua te, quindi alla Francesca di 2-3 anni fa, di quando sta aprendo partita IVA, di quando è uscita dall'università, con l'esperienza che hai adesso, per il tuo percorso, che cosa le diresti? Vabbè, solito discorso, credere in quello che stai facendo, alla fine ho ancora tanta strada avanti tuttora, ovviamente, perché comunque alla fine ho aperto partita IVA da 1 anno e mezzo, quindi c'è ancora tanto da carburare, però sto finalmente vivendo una vita che mi piace ed è quello a cui aspiravo, anche comunque che essere freelance mi dà la possibilità di andare via a suonare, di andare via in tour, fare le mie cose. Per me non c'è prezzo su questa cosa ed è quello a cui aspiravo da sempre e pian piano star raggiungendo con calma e fatica questo obiettivo ne vale la pena alla fine. E quindi direi vai avanti che pian piano, anzi piuttosto mi direi anche di svegliarmi un po' fuori, perché purtroppo a volte mi appisolo un po', mi lascio prendere dallo sconforto e faccio tanto tempo a non fare niente e poi torno indietro e dico cavoli, potevo fare qualcosa di utile, quindi magari di svegliarmi un po' più fuori prima, però di andare avanti, perché è vero, ci vuole tanto impegno ed è sempre tutto un chissà cosa succede, perché fa parte alla fine dell'avere la partita IVA e tutto quello che circonda, però è figo. Puoi gestirti, fare le tue cose, secondo me ne vale la pena, se hai il carattere e la propensione per questa cosa. Grazie mille. Con l'augurio che questa cosa succeda sempre di più. Ti ringrazio di essere stata con noi in questa puntata. Grazie è stata a voi. super interessante, è stato interessante vedere un lavoro diverso, sempre dalla parte di video. Abbiamo avuto fino adesso persone che erano dietro la videocamera, finalmente abbiamo avuto qualcuno che è dietro, proprio effettivamente dietro il computer, in un modo un po' diverso. Dietro il computer e dietro l'iPad, mi viene da Sì. dire, ok? E la tavoletta grafica. Noi adesso andiamo a avere un mezzo e mezzo Assolutamente. per rilassarci. Meritatissimo. Meritatissimo, direi sì. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Behind the Video con il prossimo super ospite. Ciao! Sei! Quanto vanno avanti queste campane? Ti ringrazio, Oh mio Signore, non ho più paura. Perché? Possiamo andare? Ricomincio a cantare, ve lo dico. Grazie per averci seguito fino a questo punto. Scrivici nei commenti cosa ti ha colpito di più di questa puntata e quali domande vorresti fare ai nostri ospiti. Attiva la campanella per restare sempre aggiornato e condividi questo video. Ci puoi seguire su tutte le piattaforme streaming e social. Trovi i link in descrizione.